Per radiofonica.com siamo in compagnia di Ignazio Messina, candidato alle prossime elezioni europee per l'Italia dei Valori. Siamo una radio universitaria, web radio universitaria, la domanda è d'obbligo. I giovani nell'università anche da un punto di vista europeo, come si fa quindi a portare i giovani italiani in Europa in maniera più competitiva? Innanzitutto credo che bisogna riformare l'università. Io credo che le nostre università che ti formano devono però prepararti anche al mondo del lavoro. Molto spesso ciò non accade e quindi credo che bisogna avere questa capacità. La possibilità di accedere quindi a dei corsi che ti preparino al mondo del lavoro a livello anche europeo. Essere cittadini europei significa anche questo, perché molto spesso chi arriva in Europa attraverso alcuni canali, dei corsi di formazione, Erasmus, iniziative di questo tipo, poi trova una realtà completamente diversa da quella italiana e fa una fatica enorme a inserirsi, e dall'altra parte quando invece si inserisce non ha più la possibilità di tornare indietro, ammesso che lo voglia fare, e tornare in Italia. Quindi dobbiamo preparare le nostre istituzioni in maniera diversa. A proposito dell'università, per esempio, si discute con forza della questione numero chiuso o non numero chiuso, poi ci ritroviamo in una situazione per cui con dei test che nulla hanno a che vedere con la preparazione e la formazione futura vengono esclusi dallo studio molti giovani che potrebbero essere invece dei talenti, e poi magari ti ritrovi a non avere più medici perché non riesci a riempire i corsi. Allora il tema vero è avere un'altra università moderna, diversa, che miri a formare realmente, a valorizzare chi è in grado di andare avanti, e al contrario non che precluda l'accesso senza poter garantire futuro. Lo step successivo appunto è il lavoro, come anche lei anticipava giustamente, quindi è bellissimo l'idea per i giovani italiani o europei della mobilità, quindi potersi spostare, andare all'estero e lavorare, però il lavoro in realtà è un problema giovanile. La vostra ricetta? Ma intanto la mobilità deve essere una opportunità, non una necessità, perché fino ad oggi nel nostro paese quello che sta accadendo è che ci si muove perché non c'è la possibilità di rimanere in Italia. Si deve essere liberi di poter andare via, dico, e questo è normale che è così. Ognuno di noi ha figli che sono in giro per il mondo dopo aver fatto l'università, ma questo denota la volontà di andare via, ma anche la possibilità di rientrare. Questo purtroppo in Italia non accade. E allora credo che la ricetta debba essere quella di creare opportunità di lavoro partendo dalle nostre risorse, le risorse italiane. Io dico sempre, l'Italia è la prima superpotenza mondiale della cultura. Abbiamo il più grande patrimonio culturale del mondo, parlo del patrimonio storico, artistico, ma anche ambientale. Bene, io credo che noi dovremmo puntare a valorizzare queste risorse e quindi su quelle indirizzare il lavoro, la formazione. Se noi facciamo di queste risorse il nostro punto di forza, e allora vedete che si crea anche nuova occupazione. Se invece al contrario formi dei giovani che magari devono occuparsi di beni culturali e nel paese col più grande patrimonio non trovano uno sbocco occupazionale, significa che non funziona l'impostazione del nostro Stato, quindi c'è bisogno di grandi riforme, perché se non riformiamo il nostro Stato, il modo di fare, alla fine credo che le opportunità di lavoro non ci saranno, ma nemmeno lo sviluppo economico del nostro paese. Noi andiamo indietro e abbiamo il più alto tasso di disoccupazione giovanile dal dopoguerra ad oggi, parliamo del 40%, che è intollerabile, a dimostrazione che non c'è possibilità né sbocco se non riformiamo l'approccio al mondo del lavoro. E non dobbiamo puntare al precariato, io lo dico con molta forza, che poi qualcuno voglia cambiare lavoro, magari è anche noioso stare tutta la vita a fare la stessa cosa, lo dico a chi ha la sua professione, la vita faccio l'avvocato e magari ogni tanto vale la pena cambiare anche, no? Però anche lì non deve essere un obbligo, cioè noi sulla precarietà non ci fondiamo il futuro, così come dobbiamo pensare, i giovani oggi non ci pensano ovviamente perché sono giovani, ma dobbiamo anche pensare a quando giovani non lo saranno più. Allora oggi col sistema che c'è, se non viene riformato, noi ai nostri giovani garantiremo sì e no il 25% come pensione del reddito minimo che possono avere oggi, cioè praticamente nemmeno un contributo di sopravvivenza. Allora capite che va cambiato il meccanismo, rendere protagonisti i giovani del cambiamento e soprattutto puntare a valorizzare quelle risorse che il nostro paese ha. Ringraziamo Ignazio Messina e buon lavoro. Grazie a voi, buon lavoro e in bocca al lupo per il vostro futuro. Grazie.